per l'utilizzo di un vernacolo puro, per l'originalità del dialogo espressivo, per un'intimistica pubblica confessione nell'ambito del significato natalizio. Lo presepe do Borgetto. Papà, què chisso, què chillo, e poi che dice? Non io, come fece? Mille domande davanti a tutte mi faceva, davanti a sto presepe vivente do Borgetto mi mise pure un vernicia, ma la figura di certo non ne podia e non ne voleva fare, né mi podia rifiutare o temporeggiare. Ma così, armato di memoria e santa pazienza, io capio a Gesù ma vai tutto scarso a chiesa a pregare, io che calo l'occhio in terra e mi sento allondato la coscienza, quando mi confesso, mi pento e mi picca penitenza, a cominciare, sperando di sbagliare qualche cosa a contare. A capanna di Betlemme come tanno, figlia mia quando è bella, chissà ci assomiglia. Chidde sua Maronna e San Giuseppe, la Sacra Famiglia, urcato, ammucchiato, dentro una mangiatura piena di paglia, lo piccinetto guardato dallo buio all'asinello, è lo Signore. L'angelo ci disse a Maria, tuo figlio, Gesù sa per chiamare, Iddio è lo Salvatore, la terra dall'umano è a salvare. Puro già sappiano che Gesù stava per arrivare, le magi d'Oriente arrivavano a Gerusalemme. L'uomo re non si fermavano a ricercare. Erode turbato, preoccupato, li mandava a Betlemme per spiare, per scoprire, per sapere. Tagliando una stilla pure a notte camminavano e quando dallo bambinetto finalmente arrivarono, oro, incenso e mirra, con oracoli ci portarono. Avvertiti in sonno delle intenzioni dinte di Erode, poi allo suo paese, senza già dire lo nostro Signore, chi se ne tornava. Questo è lo vero significato di Natale, figlia mia. Questo è lo significato di presepe vivente, scusa mia. Questa è la storia di Gesù, Giuseppe e di Maria. Sempre vivi pincia la nostra anima e pincia il nostro cuore. E fanno pure convertere, emozionare e creare una pecora dispersa fra 100 chiusi intorno ai 100 come mia. Premia il vice sindaco Salvatore Buccio. Componenti dell'amministrazione, del Presidente del Consiglio, che hanno veramente manifestato come bisogna essere grati a chi si è impegnato in questa. Lo mondo stava canciando e c'era come non lo sapeva. Tana rotta a Betlemme nascia lo Messia, acqua risorgente, faro vincente. Dalla notte una stella accompagnava giovane pure, li chiamavano magi e cercavano Cristo Piccerino, lo Redentore. A cavallo di anelle gli avevano appresso da stilla che aveva la cora donna, gli pareva fatta i capelli, avevano un motivo nobile, della fede era dettato, trovare lo signoruzzo e adorare Dio onnipotente sacramentato. Oggi la stida che noi assecutiamo non conduce più a Dio, ma alle cose materiali che fanno l'uomo simile a un armadio. A così ne scordiamo umiltà, pazienza, stupore e ne allontaniamo rilasciata un
in cielo vero amore. La vera immagine di cui io n'avevamo colonnare e ritrovare la mia verità che porta la ginocchione ai bene dell'altare. Premia il Presidente del Consiglio Toni Franco. Fotografia. Certo, 2 parole al Presidente del Consiglio. Certo, per ringraziare per questa serata che a mio giudizio non è soltanto una serata di poesia ma anche una serata di preghiera, perché se è vero, come certamente lo è, Per la rivisitazione del fatto profondamente inteso come evento sovrano. Prego. La notte fredda è arrivata un piccolino nascio, Io è un piccolino. Nascio tutto in povertà, per dare insegnamenti all'umanità. Tutti lo videro a visitare e a lo sapevano e a denunciare. Fecero tanta strada di vedere a trovare, pure un 3 utenti, con i cammelli, umiliati con ricchi mantelli. Cose preziose da introducare, olio che ci arresta per lavare, e un centro per la sua divinità, Anirra, la sua umanità. E lo trovarono duro e poveretto, in braccio a sua madre, vicino al cittadino. E i re magi italiani, Richello, dissero di parole. O Maria, tu piccinito che tu partoriste, e o tuo potente re di chi ti visti, mare, montagne, spinte, l'angelo e un mondo intero, tutti a tuo comando sono. E a Maronutta rispondeva, stringendo il mondo figlio allo suo petto, con tanto amore e tanto affetto. Tornate a casa e partite a voi. Dicite a tutto il mondo, caccio figlio luce, e non potente re che porta luce, e in tale mondo non ci chiederà la pace, l'amore e la carità. Perfetto. Fotografia. E con la provenienza di vanno, ecco, stanno dando lentamente i loro risultati. Ha molto